Buonasera. Buonasera a tutti. Cari amici di Tele Sardegna, che bello ritrovarsi nel nostro canale con un nuovo appuntamento, il nuovo format, la versione estiva di Harmonias in giro, e sono molto felice di potervi raccontare insomma di questa nuova esperienza che faremo sul canale 13 un po' per tutta l'estate, nel senso che come stasera andremo in giro per la nostra isola a raccogliere, a catturare, a portare nelle vostre case gli eventi, i patrimoni musicali, la bellezza dei canti, dei suoni, ma anche delle danze popolari. E quindi questo è il primo dei, credo, 20 appuntamenti che ci vedranno protagonisti per tutta l'estate. Per questo io sono molto grato all'emittente, alla Regione Autonoma della Sardegna che ci sostiene in questa avventura, la cooperativa Mega, la cooperativa Mega, Produzione Sardegna, Terra dei Punti, insomma una grande squadra mobilitata per raccontare dal vivo, in diretta, gli eventi della nostra isola. Noi andremo a cercare insomma le cose più interessanti della nostra regione per portarli nelle vostre case con la nostra squadra esterna, capeggiata da Roberto De Martis in regia. Poi vi racconterò anche com'è chi lavora con noi, la squadra che ci segue. E noi abbiamo voluto iniziare proprio da Quartu Sant'Elena, perché Antonio Pani, che adesso è sul palco e sta raccontando alla piazza insomma di questo progetto, ha ideato e per la seconda edizione porta in scena sul palcoscenico di Piazza del Mercato qui a Quartu Sant'Elena una iniziativa musicale molto interessante. Per questo che abbiamo voluto raccontarvi la diretta televisiva, perché ha un bel titolo, si chiama Che ne grazzas, vuol dire che ci si comincia a spogliare di alcune cose della tradizione per guardare anche a un orizzonte nuovo, un orizzonte lontano, più contemporaneo, mantenendo sempre però fede a quello che è insomma il patrimonio etnomusicale che abbiamo ereditato. E stasera ci sarà un costante gioco di rimandi fra la tradizione, l'innovazione, la canzone tradizionale, i suoni dell'isola più tradizionali, quelli di rielaborazione, come quelli che stiamo per sentire di Stefano Cara alle Launeddas, con una mediana che ci propone un ballo popolare, ma sentiamolo insieme.
Stefano Cara. Beh, Stefano Cara ci ha portato questo susseguirsi di nodas nella complessità dell'architettura sonora delle Launeddas, di uno dei repertori delle Launeddas relativo al suono dell'accompagnamento del ballo, quindi della mediana PPA. E questo viaggio che vuole attraversare, partire dalla tradizione, arrivare fino all'innovazione, quindi le contaminazioni, i respiri nuovi del mondo musicale della nostra isola, è partito proprio da lontano, insomma, con le Launeddas, che possiamo definire lo strumento madre, insomma, per la nostra terra dal punto di vista sonoro, per la sua particolare complessità nell'utilizzo, quindi con la tecnica del fiato continuo, insomma, e c'è una bella scuola, anzi più scuole oramai in Sardegna che ci portano molti musicisti, molti suonatori di Launeddas e molti di questi anche giovani, e quindi questo ovviamente ci, come dire, dà molta tranquillità per il futuro, perché insomma evidentemente hanno lavorato bene, i grandi maestri si sono portati molti allievi, li hanno formati, li hanno trasferito la conoscenza, e ora insomma li troviamo sui palcoscenici e li troviamo insomma anche nelle piazze ad animare musicalmente i momenti di festa e di aggregazione. Questo viaggio Chene Grazzas, che come abbiamo detto insomma vuole elevarsi alcune cose dell'abbigliamento tradizionale per mantenere insomma le attenzioni verso anche nuovi mondi sonori, adesso vedrà ancora una volta il canto della tradizione, addirittura siamo già legati a 5 secoli di storia nel canto, nella canzone a curva, nella canzone con le rime, e questo è un bel patrimonio che noi avremo modo di ascoltare e ne ascolteremo più volte, perché in scaletta Antonio Pani, che è non solo l'ideatore del progetto Chene Grazzas, che abbiamo detto alla seconda edizione, ma in realtà lui ha portato appresso un altro progetto musicale anche 2 e 3 anni fa, quindi insomma è da 4 anni che offre alla sua città, Quartu Sant'Elena, una bella occasione di ascoltare delle buone musiche della nostra isola, del nostro patrimonio, ma anche, come abbiamo detto, entrando nel profondo del concetto di Chene Grazzas, anche nel segno della rielaborazione. Adesso col canto a curva, con la canzone a curva, noi avremo un altro protagonista del mondo dei scantadoris, della improvvisazione, dei poeti improvvisatori quartesi, ed è Fabiano Patteri. Fabiano ci propone una canzone che è molto nota, una canzone che si rifà agli anni 30 di Effisi Loni, ed è molto bella intanto perché è nota, è un po' patrimonio popolare collettivo, è conosciuta come Isbiundus Pilus, ma in realtà il titolo originale è Assaghiamu. È interessante l'accompagnamento con la chitarra, sempre nel segno della più profonda tradizione, perché anche in questo caso cioè Ignazio Marcia. Ignazio Marcia fa parte insomma di quel gruppo ormai ben consolidato dell'area meridionale della nostra isola per quanto riguarda il patrimonio del canto scritto a tavolino, come in questo caso, le canzoni a curva, queste rime che si susseguono e che si ripetono con una struttura musicale ben precisa, che cambia i contenuti dei testi, ma naturalmente la struttura musicale rimane identitaria di riferimento, è la chitarra Ignazio Marcia e la voce, come abbiamo detto, quella di Fabiano Patteri. Noi aspettiamo insomma giusto il tempo che Antonio Pani racconti delle cose sul palco anche al pubblico, perché volevo avere Stefano Cara, se mi sente mi raggiunge. Vieni Stefano, così insomma se facciamo in tempo ti chiedo giusto una cosa che mi incuriosisce molto, vieni un po' più indietro perché altrimenti non rientri in inquadratura, ma i nostri tecnici provvedono subito. Stefano, mi faceva piacere capire qual è la tua provenienza, il tuo percorso musicale per arrivare a portare a questo livello il suono delle Launeddas. Sicuramente devo ringraziare il mio maestro Orlando Magia, con il quale ho iniziato, e successivamente tanto studio, Ottavio, e tanta costanza, tanta perseveranza e anche un po' l'ambiente che si frequenta. Ecco, a proposito dell'ambiente, Stefano, mi piace molto, l'ho raccontato anche, oggi noi godiamo insomma come dire, del frutto del lavoro dei maestri che come Orlando Magia, ma anche come lo stesso grande maestro Luigi Lai hanno avuto
questa generosità di portare con sé degli allievi e formarli. Mi pare che oltre a te ci sia veramente un mondo di suonatori di Launeddas molto giovani, no? Che si affacciano e che sono già pronti anche per salire sui palcoscenici. Assolutamente, sì, grazie anche alle nuove tecnologie, quindi si hanno molte più registrazioni, molti più spunti dal quale prendere esempio. Come dicevi tu, sì, il mondo delle Launeddas è sempre più in crescita, anche quello tradizionale, e in particolare quello delle Launeddas anche grazie alle associazioni che si sono prodigate a questo. In particolare da poco è nata anche quasi 10 anni, in realtà anche Assozio Launeddas Sardegna, che ci tengo a precisare. Un'altra bella cosa che avremo occasione di parlarne, perché adesso mi pare, Stefano, che sia tutto pronto sul palco. Sento già insomma che si stanno preparando per raccontare al pubblico di Piazza Mercato, per cui ascoltiamoli insieme. Ignazio Marcella chitarra e naturalmente la voce di Fabiano Patteri. Grazie. Saldi chi prima porta la pupista, subito su coro mi va palpita, diva creatura chi a mi ha visto, un angelo certo chi da presenta. Creatura divina, c'è tu che rubina, se te nuda creavo. Sorprendenti figura, e ti immagini pure tu, ma si incantavo. Femmo magnetizzavo, subito a pensavo, te rifinissi in crasi. Sorprendenti figura, e ti immagini pure tu, incanta un mas, con stessa primo vaso, le che tai sapasimo, non mi debbi fui. Sorprendenti figura, e ti immagini pure, incanta un mas fui, ci dius de per lui, che non è mai vola lui, in una delusione. Sirius de per lui, non è mai vola lui, in vile s'ingannau. Tu subi un dos virus, in mi varinti virus, de un oro traballau. Quando da osservau, lui m'ha penetrau, i raius un sugor. Subi un dos virus, i mi varinti virus, de traballau uno. Non crescan tu da dor, se non ti più m'accorgo, tu rendi digiuno. Subi un dos virus, i mi varinti virus, de oru traballau. Non ammisa nessuno, de non ti colli uno, de ni persuasioni. Non ammisa nessuno, de non ti colli uno, non credas differenti. Su paradisiaco, Paris de su zodiaco, sa stella lucenti. Non c'è su competenti, buon artista valenti, vorrei tra i modus tus. Su paradisiaco, Paris de su zodiaco, stella lucenti brus. Su divino Gesù, a tui ad a cruz, via di vai bella visu paradisiaco, Paris de su zodiaco, saru lucenti stelle, candida columbella, quest'anima fratella, una stimazione. Candida
canta su tu spiriti accanto e cosa sorprendenti. Ti rendi attraenti, mi vino riverenti, figura maestosa, uso su te santa, su tu spiriti accanto, sorprendenti e cose, più bella di una rosa, e solo più costosa, immagini celesti, uso su te santa, su tu spiriti accanto, sorprendenti contesti, che tu pozzo mi presti, ben in candida festa, sa sacra unione. Grazie Fabiano. Beh, certo, Grazie. questa è stata una bellissima proposta delle 3 che avremo relative alla canzone a curva, quindi avremo insomma modo di ascoltare sia i classici come questa che risale insomma agli anni 30 del Novecento, da Fisioloni, questo personaggio così importante che ha trascorso la sua vita tra Selargius e Monserrato, quindi insomma uno dei protagonisti di primissimo piano insomma del panorama poetico del Novecento in lingua sarda. Ma avremo occasione insomma adesso di entrare in un ambito musicale particolarmente interessante per quanto riguarda insomma l'utilizzo dell'elettronica, la rielaborazione sonora, attingendo a piene mani insomma da quelli che sono i repertori della tradizione del canto a tenore, dei canti di Elena Ledda, insomma dei suoni delle Launedas, di tutto questo mondo che poi attraverso il progetto Malasorti è diventato un'occasione particolarmente interessante, elettronica, dub, ma un dub proprio dal vivo in una versione live e con il gruppo Malasorti che in realtà stasera si presenta nei suoi 2/3, cioè con Lele Pittoni, con Francesco Umedda a Rogalla, perché manca Francesco Bacchis, il trombettista che fa parte della formazione stabile di Arrogalla, ma ci sono ormai, Arrogalla è anche una formazione come dire a più registri e quindi in questo caso noi avremo la situazione in duo, anche perché sia Francesco Umedda che Lele Pittoni si divertono molto ad entrare nelle dinamiche dell'improvvisazione, un po' come quei linguaggi jazz ma riportati naturalmente alla dub, all'elettronico, a tutte quelle sonorità insomma che rientrano in questa dinamica con l'ausilio insomma delle sonorità espresse dall'elettronica, dal compositore Francesco Meda che è un ricercatore di questi paesaggi sonori e che li rimette insieme, e con questo dialogo con Lele risulta sicuramente un'occasione piacevolissima per l'ascolto di questa serata di Chene Grazzas. Mi faceva piacere ancora far salutare Fabiano Patteri che ci ha appena regalato una canzone a curva, tra l'altro una canzone che fa parte un po' della storia del canto a curva, perché stiamo parlando degli anni 30 del Novecento, insomma dei Fisioloni, ma tra le tue passioni c'è il canto ovviamente a curva e altri canti della tradizione, ma la tua vocazione principale è il poeta improvvisatore. L'improvvisazione campidana è su un tetto lungo e la versata. Poi per tornare a San Antonio del Biondo Spiroso era stata portata anche da un poeta, Antioco Marra, sempre nato nel fine 800, e l'aveva cantata a Milano in una radio particolare. È una canzone famosissima e bellissima. Oggi abbiamo assaggiato giusto un pezzo e basta. Sì, ma tra l'altro tu senza saperlo mi hai fatto un gran regalo perché era una delle poche canzoni che cantava anche mia madre, quindi mi ricorda insomma mi ha fatto piacere 2 volte allora. Senti, ma stasera si chiuderà la serata con una versata, ci sarai anche tu immagino. Sì, una versata a tema improvvisato, vedremo cosa ci daranno. Ecco, e a proposito dell'improvvisazione, anche stasera in questa versione guidata dall'elettronica, dall'esperienza con Francesco Umedda
Lele Pittoni, che hanno sia il progetto a Rogalla, ma con Lele Pittoni è anche il leader di Serrata Pignata, Certo. e stasera improvviseranno, quindi sarà interessante anche per voi che siete, come dire, i fautori di questa tradizione così importante della poesia a San Moda Campidanese, seguire anche questa versione che vuole, insomma, in qualche modo stare più legata alla contemporaneità. Sì, certo, ci sarà un piacere ascoltare anche loro sicuramente. Tutto quello che sta nelle tradizioni è una cosa utile e bella da riguardare. Bene, allora grazie Fabiano, ci vediamo più Grazie a tardi te, in a più chiusura. tardi, Va sì, bene, certo. grazie, ciao. Bene, io sono, ripeto, ansioso di seguire questa versione perché, ripeto, in genere Malasorte li vediamo in trio, adesso in duo, e vediamo, insomma, credo che attingano a Fogo o altre cose che fanno parte del loro repertorio, ma in una versione, come si direbbe per la televisione, unplugged, cioè proprio cucita appositamente per noi. Sentiamoli. Cosa de mala sorte esta è un'esperienza e noi suedos a tumbanta, retumbanta, si moventi commenti olenti. Ma io sapere che questo ortavoro ad avessere. Dessa uccandi e senti sono sbascios che mi varenti schilio su un cuzzo su meulo su e bianco su che stiona con manera wita laga non te intendo strudia brusa forte wita e ce te comprendo ma la manera su che nara sa te pidessi te manera te pidessi te manera pari chi non porta denti si canto una rasa mi tu una rasa oh mi tu una rasa ma costa t'ascoltai ma mi vale in se pago sono bascia giotao sole dolce teo questiona con manera questa laga non comprendo seria brosa forte questa mo non te intendo ma la manera su che una rasa te pidessi de manera te pidessi de manera dessa ucandi e senti sono sbascios che mi valenti schilio su stillito sotto un cozzo so malo su e bianco so pari chi non porta denti si candu una rasa mi du una rasa oh mi du una rasa ma costa t'ascoltai ma mi valenti e se pago sono bascia città sole dolce teo seria con manera vueta laga non te intendo che stia una brusa forte vueta e ce te comprendo strubia per manera vueta e ce te ma costo laga mo ma costo vueta mo ti tenga canta ma la manera su una rasa te pidessi te manera te pidessi te manera
Sono sbascios che mi pare in te, schiglioso, scrillettoso, meloso e piancoso, schiglioso, scrillettoso e piancoso. Questione con manera, vita la che non ti intendo, se si brusa forte, vita e ce te comprendo, srobia con manera, vita e ce te oggi ma costo, già ma costo, la caga mai ma costo. Ma la manera su chi nara sa, te pidessi te, manera, te pidessi te, manera, te pidessi te. Manera, 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 manera. Grazie. E te su vogo è spanto, o su vogaroni, su vogo è lastima quando viga a fuoco e a brucia tutto. Su vogo è consiglio, su vogo tu bisini socoso de un ueccio che vede sa pampa all'erga e sa regoda da dei tempos passaus. Domandai chi n'ha fatto su vogo brumanu, in questa spita sa, pitti casa e sperdia sa. Un lampo di gali de fuoco da bruciti in questa brazza e noi di sighinti poi strempasa fuoco fogaroni a lui ti mai fuoco fogaroni a brucia e mai a brucia e mai. Domandai cante frasu su fuoco chi teni di in mese treulas in gusa stupasa la vai su giri giù chi si bola sa razza e lastima su chi furia da nonno torra da studa di a selia di ciugianante su poco stentata ita di vigata quando tu gasti a sa pampa saldi grasa e braccia sa rubia sa cullitti e sananta bellu di imprasanta mano su va qua, dai.
su spanto di arrogalla, zacca mano su tutto, si ingone in fondo pure, dai Paco Paco, dai, che si callentava so che aveva fatto un frio su. La miera, serra senna con gusta la miera catramu, boni sa guaina de su catramu. Questa canzone tutto scegli voi maestro de muru de guardo Santaleni. Tinta tinta crocagnetta rubietrina, tinta tinta crocagnetta rubietrina, corpo su de massa, muru tinta ruinti. E si dorrada se chiai, budu verda bene ferru, e stai cighi si vai di, senti un cana bella bellu, a Reggiola se mattoni, tu budro tu se stampau su, a Reggiola se giarroni, e giarroni, chi non da capu, chi non da capu, chi non da capu, no, chi non da capu, chi non da capu, chi non da capu, chi non da capu, no, chi non da capu, chi non da capu, chi non da capu, chi non da capu, no, chi non da capu, chi non da capu, chi non da capu, chi non da capu, no, chi non da capu, la miera, senna senna gugusa la miera catramu, boni sa guaina de su catramu. E si dorrada se chiai, unu verdare ne ferru, e stai cighi si vai di, senti un cana bella bellu, tu budro tu se stampau su, senti un cana bella bellu, papà mamma sapetendi, unu bonus di sterra, su. Chi non da cabu, chi non da cabu, chi non da cabu, no, chi non da cabu, chi non da cabu, chi non da cabu, chi non da cabu, no, chi non da cabu, chi non da cabu, chi non da cabu, chi non da cabu, no, chi non da cabu, 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 chi non da cabu. Arrogalla. Torroso grazie a Antonio e Sinnara Augusto, tutto queste canzoni che ho fatto oggi, punti stetti a savarti di questa città, chi sa respirao, grazie sa. Bene, Pittoni. Beh, stiamo ancora insieme dietro le quinte, abbiamo appena vissuto queste interessantissime intuizioni musicali del progetto DAB dei 2/3 dei Malasorti con Lele Pittoni e Francisco Medda a Rogalla. Nel DAB ci sono una infinità di opportunità attraverso l'elettronica e le composizioni di Arrogalla che dialogano con la voce di Lele Pittoni fra
la, come dire, il non finito e l'infinito, il chiudere delle sonorità per aprire ogni volta uno scenario diverso. Ecco, questo insomma è un progetto particolarmente interessante che ha fatto tappa qui a Quartu, a Chenegrazzas, in questo palcoscenico che ha allestito insomma da Antonio Pani per offrire alla sua città questa occasione musicale in un 13 agosto piuttosto piacevole, caldo, ma accompagnato da un minimo di brezza, insomma, di un venticello piacevolissimo. Insomma, con questi scenari musicali noi adesso torniamo perché insomma il piacevole gioco di rimandi si ripropone. Adesso ci sarà ancora una volta la canzone a curva con tra l'altro un giovanissimo 36 anni, insomma, Luca Panna Quartese, che tra l'altro lui è insomma, un interprete del canto della canzone a curva ma anche un improvvisatore a Samoda Campidanesa, e lui ha partecipato anche a progetti musicali in 3D, cose insomma piuttosto interessanti e innovative. Mi fa piacere avere Lele Pittoni, vieni Lele, perché voi cominciamo con Tui. Insomma, io ho raccontato con molto piacere questo vostro dialogo, un po' fatto attingendo dai vostri repertori di Malasorti, ma anche con una bella improvvisazione, sia dal punto di vista sonoro che vocale. Quindi questo è un po' l'anima di questo progetto in duo. Castia, esti un pago s'anima e s'idea de prima di tutto de si spaziai e poi con Mimmi puoi arrogare la canzone da esti una mizza che vestiti che è una bellezza e devo minci a cabuso a intro de questo suono e di vestiti tutto su che mi piace da cantare e a fare. Bella, una cosa che si è presa a me è che sei tornato tu con Sarrata Pignata e tornavo a ponne a Pillo, a Pillo su progetto e ho fatto un mera concerto su uno in Castello, poi Sant'Effisi, e come ti punti il progetto su De Occanno di questi stati con Sarrata Pignata? Questi stati con Sarrata Pignata sto incominciando a preparare gli ingredienti, sì. Questa è Andy, è pronta in questa bella pinciata su progetto che adesso è pronto in su 2026, però potevo dire che si è preso su meta e si sono fregando canzoni, si sono preparando tutto e si spera che sia de sigiri più strafanauso di prima, insomma. E invece con Malasorti da sei fan? Con Malasorti, Castia, io penso che il suo progetto è valido. Con noi sono pure Francesco Bacchis a sta trombetta da Punao che non ci viene, ma sì, il suo progetto è valido, funziona su disegno e con su commenti insomma si è organizzato su vita due stessa gana de tornare a ponni a Parisi tutto e suonare pure con Malasorti, quindi è un peccato hanno portato avanti questo progetto. Insomma, dopo che stiamo con Francesco Meda, poi su tempo di spacciato, potete sta commensando questa canzone a curva in su palco e dopo si intendeva con Francesco Meda. Grazie a lei. Grazie a Ottavio. Un'occasione, a tuo carro voglio comporai. E tu comporai, l'ompie su un momento, già in te di ora sei uguale che quando a s'appuntamento anche uno zio che poi dipendi impressi bussenti ai gusto portali in modo ospitali zio Antonico o minetta ricco te su capitano mi stringi sa mano e mi fa entrare. Vai entrai in sa scuderia ed è un guardo si
buoni da cantare. Narada con forza, gusto e golia, non fu su giganti chi li crusuranta. 1,40 e mezzo stasio, su Zucuma Rio, sa con giganti, più te antidotta fuggitao, ma li combinao do cadatunai. Tocca radunai, pago settioso, ma te sa bellezza, pago impuro. Domando gentili e modo garboso, della volli a saprò favuro. Sì e tu sicuro, senza pensamento, un ispirimento, slintius appuntino, in bragassellino con l'ara è vero, da costa sereno, volte ti attaccai. Volte ti attaccai a su carrettoni, d'ogni asingetto controllando bene. Eccoli a primo che un angioni, pari a quattro, primo dei speni. Senza si tratteni e con maestria, ai a golia, danna Antonico, su va subito davi a Cinnao, ma se strantagiao, si ribellai. Così ribellai bene da pupio e già il saprò fa male e commenzata. Commente un razzo c'è e partio appena dell'ombia una buettata. In mezzo sa strada corrente a galoppo e ti mio troppo a fumosa fila. Goli a guida non poli ad intendi che ma tu correndi senza ragionare. Senza ragionare con mala maniera a fai dei sua scua tutte volte. Possa di moria de una corriera con un muro appuntato de botto. Con carre con tocco città disaltao, su me rispantao, subito raggiunto. E vivessi molto musca guardina, ma sa disciplina varia da mancare. Varia da mancare, base to madura, ora mai donamo va con simpatia. E volo sul sedi alcuna sciagura, tappa un'autocca di resculeria. Manna tripulia fino a scurrienti, sempre graccinenti e pochi tutti sprezzi. Sarà un'esercità di scarrancata, ma sa vacillata, piana lo spacciai.
c'hai cosa te gradessi, ma coli ancora c'è via da tutto. E in su mortali voi pur sapresti, andi fai un'altra geia da culto. Aggancia un punto e su malamenti, cala prontamente in viso con premura, a si buccatura da moderau, e ma musia buono tu toccai. Buono tu toccai, giusto chi protesti, ma te gusta troppo la cosa contento. E da tu vi sora fatta d'arta sesti, te dona il giudizio, esti su momento. Certo su scrammento no esti vitico, caro Antonico, c'è ma da comprendi, no e posso spendisina o colia, casa fantasia ma fa tu passai, casa fantasia ma fa tu passai. Grazie. Grazie Luca Panna. Questa era l'avventura con questa canzone del Con la 2000. sua canzone Curva che Luca Panna ha scritto per dedicata insomma al suo cavallo con questa piacevole ironia. Avevo promesso che avremmo parlato con Francisco Umedda. A Rogalla, vieni Francisco, perché io sono curioso. Intanto complimenti, perché la tua performance è non soltanto, come dire, frutto della tua competenza, ma è proprio un lavoro fisico, cioè proprio entri dentro totalmente dentro la musica. Volevo capire, tu che suoni insomma in tanti festival e teatri nel mondo, qual è il percorso per arrivare ad essere compositore, oltre al dono di Dio di avere questa musica e creatività? Come si arriva come dire, a creare queste tue composizioni nell'elettronica, nel dub, attraverso quale percorso accademico? Io personalmente ho iniziato con la cultura hip hop, dai graffiti sono arrivato a farmi la musica in cameretta, come fanno tanti rapper oggi, in una maniera non tanto diversa. La fortuna è stata quella, iniziare da giovane, ma anche, ho iniziato a 14-15 anni a fare musica, ma poi ho continuato sempre e non ho puntato al massimo, ho aggiunto un pezzetto alla volta, piano piano, a bello. E quindi piano piano negli anni mi sono trovato un campionario di esperienze da autodidatta. E poi però grazie a internet, grazie alla scelta che ho fatto di essere me stesso, non di scimmiottare un modello dell'altrove, bensì di portare avanti quella che è la mia ricerca, quindi prendere i suoni del mio vicinato di quarto, quindi i suoni della natura, i suoni della musica popolare, i suoni dell'urbanità, mettendoli insieme. E improvvisare anche al momento, certo, come hai fatto anche stasera, mi pare. Grazie al confronto con le altre arti, con i jazzisti, con gli attori, ho imparato a improvvisare e questo lo uso a mio vantaggio quando suono. Fantastico, grazie Francesco. Ti fermo perché adesso c'è sul palco, sta arrivando Federica Olla, che è una cantante che interpreta diversi registri musicali, diverse cose che avremo modo di ascoltare. Viene accompagnata da Ignazio Cadeddu. Vi dico solo dei titoli: da Deus ti salve Maria, Savregadoria Sarda, a L'Etuelina del duo Puggioni o a Maria Teresa Cau con Dromi Vioremeo. Questi sono solo alcuni dei passaggi del repertorio di Federica Olla, in questo caso, come detto, con Ignazio Cadeddu alla chitarra. Dromi vioremeo, dromi con Deus in coro, de gusto Deus su coro,
dormita, chi volta a sognare, fiore, sole, mare, fino a schizesi schita e candose dormita. E un angelo de Deo istenta colza tie e bistendagna de igue conduno velo un angelo de Deo trovi non ti schidare, no, est ancora sola, come gusnosa e sola, Deo da a vegliare, dormi non ti schidare. Fiore meo minore, canto mi se scara, niune che a te vada, chi merite d'amore, fiore meo minore. Fiore meu riposa, meu sol pulsatie, canno di schida strie, pizza bella che rosa, fiore meu riposa. Fiore meo riposa. Grazie. Deus ti salve Maria, quises de gracia piena, de gracias esa vena, esa corrente de gracias esa vena,
su Deus onnipotente, con te cos'è stato pro chi t'ha preservato immacolata, pro chi t'ha preservato in sacrazia non done, in vida e in sa morte, en sa dichosa sorte, in paradiso, en sa dichosa sorte, in paradiso. Grazie. Questa luna, questa notte, cari niente, so su mare, con sanneola de bratta, e o preghende so su che lu, con sanneola de bratta, e o preghende so su che lu. Giovanettos, estate atentos, que su mundo es troppo malo, sa farina che ci rende, no es cosa, prova che spane, sa farina che ci rende, no es cosa, prova che spane. Dromi in le tue linna, addio giocos
figlia mia innocente, le costata troppo cara, cussa neola bianca, un samote la spagata con samote, cussa neola bianca. T'hanno dato oro bianco, cioccolate delicate, t'hanno dato sì speranza de sa prima vizzina, le ha data sì speranza, trommi figlia mia. Figlia mia, addio giocos, addio allegria. Costano e farina e pane e ne signo de fortuna e ne dono e paradiso, ma spian tutte dolore e ne dono e paradiso, ma spian tutte dolore. Nomi il tuo linna, nomi figlia mia. Grazie. Ignazio Cadezza la chitarra. Avremo qui in postazione tra poco Federica Olla, ma intanto con piacere Luca Panna. Io ho detto giovane, questa bella nuova generazione di cantadores, cioè di poeti improvvisatori. Con te c'è un gruppo molto interessante di poeti improvvisatori che state anche, come dire, trovando uno spazio giusto nel mondo del canto, anche nel confronto con i cantadores della generazione di Antonio Pani o di precedenti ancora. Sì, diciamo che stiamo piano piano, col tempo, con l'esperienza, prendendoci il nostro spazio, meritandoci il nostro spazio. Ovviamente piano piano, o come diciamo noi, passo passo. Passo passo, certo. Beh, anche perché qui si tratta insomma di entrare in una tradizione che ha una lunga storia nell'isola, quindi è bene fare tutto con molta ponderazione. Una battuta su Golia ci porta intanto alla tua passione per i cavalli, Sì, giusto? sì. E poi il desiderio di voler portare ogni volta un qualcosa di proprio, cioè al di là della gara a Samoda Campidanesa, ma quando si tratta di cantare canzoni a curva è bene averne una tutta sua, giusto? E così hai fatto tu, no? Quando mi è stata richiesta, ho avuto l'opportunità di esibirmi in un concorso di canzoni a curva, ho pensato di portare una cosa proprio mia che restasse
con la cosa proprio scritta da Luca Panna, visto che penso questo, sia un insomma, orgoglio mio personale. È una bella cosa, un po' anche perché, come abbiamo detto, Antonio Pani non l'abbiamo mai sentito cantare canzoni a curva di altri, quindi è bello, insomma, che anche tu cominci a scrivere le tue canzoni, soprattutto in occasione di concorsi e cose di questo genere. In bocca al lupo per Grazie di tutto, cuore, perché insomma grazie di è cuore. bello anche perché poi ti ascolteremo in finale una versadedda con altri colleghi. Grazie Luca Panna. E insomma adesso io aspetto la nostra ospite Federica Olla, ma intanto visto che sul palco ci sono le autorità, ci sono i saluti, chiedo a Federica di raggiungermi, ecco, così con Federica. Vieni Federica. Che piacere ritrovarti qui. Buonasera a tutti, ciao allora, Ottavio. abbiamo seguito il tuo percorso, insomma, sul palcoscenico. Sì. Intanto l'idea di interpretare le cantautrici classiche, cioè Anna Maria Puggioni, il duo Puggioni, Maria Teresa Cao, Sì. e poi naturalmente la pregadoria che è insomma il patrimonio di tutti noi. Ecco, questo fa parte del tuo lavoro di ricerca insieme alle canzoni che tu scrivi. Raccontaci del tuo progetto. Allora, diciamo che io di queste meravigliose voci mi sono innamorata ed è stato anche per questo che ho deciso di intraprendere questo percorso di cantare in sardo, perché la Sardegna ha veramente delle voci meravigliose. E quindi oggi ho fatto la scelta di interpretare alcuni brani di queste grandi donne che ci hanno lasciato in eredità un valore inestimabile. Ecco, tu hai anche come dire, un repertorio di canzoni tue o Sì. attingi soltanto, insomma, visto che hai appena pubblicato anche un disco, no? Sì, a Ecco, gennaio di quest'anno sono riuscita a realizzare il mio primo progetto discografico, che era uno dei miei tanti sogni, e quindi durante, diciamo, le mie serate io mi esibisco anche con dei brani miei, sì. Bene, quindi, Però insomma, non dimentico il passato e quello che c'è stato, anzi bisogna ricordare sempre queste grandi artiste, vanno ricordate nel tempo. Bene, Questo è doveroso e anche un grande piacere. questo è molto importante perché tu lo fai sia nei palchi in Sardegna, ma mi pare che insomma tu abbia molte relazioni in giro per i circoli dei sardi, no? In Italia e in Europa. Sì, spesso parto in Olanda, Belgio, Germania, sono stata in Francia. È una grande responsabilità anche portare la nostra musica oltre i confini di questa meravigliosa terra, quindi mi sento molto fortunata. Insomma, mi impegno perché possa riuscire a farlo il meglio possibile. Senti, tu hai cantato con un grande chitarrista che è uno studioso, un Sì. ricercatore, Ignazio Cadedu, che poi Ignazio più tardi Cadedu, sì. lo inviterò Sì. qui con me. Oltre a Ignazio, chi è che fa parte della tua squadra di musicisti nei vari percorsi? Se c'è qualcun altro, insomma, che ti accompagna? Sono diversi, poi dipende, diciamo, dal progetto, dal contesto. C'è il fisarmonicista che è Walter Azzori, Ireneo Massidda. A seconda della situazione. Sì, Bene. sì. Allora, in bocca al lupo Sì. per la tua stagione, visto che siamo Grazie insomma, mille, in piena grazie mille, estate. Poi Crepi. più tardi chiamerò anche Ignazio, così mi Va bene. racconterà anche della sua esperienza. Grazie. Grazie Federica Olla. Dunque, adesso sul palco ritorna la canzone a curva. In questo caso, dopo Federica Olla, sto guardando la scaletta che ha composto Antonio Pani. Troviamo Paolo Mereu, quindi cantautore, improvvisatore campidanese di Selargius, e lui ha scelto, intanto sarà accompagnato da Ignazio Marcia alla chitarra, ma ha scelto una canzone che vuole essere anche un omaggio a un grande personaggio che è stato insomma uno dei protagonisti soprattutto della canzone a curva, ma anche della poesia di improvvisazione, che è Salvatore Magia di Settimo San Pietro, insomma scomparso credo una quindicina di anni fa. Quindi insomma questo è l'omaggio che vuole portare con una sua canzone, che è questa canzone della gelosia, che tra l'altro io personalmente ho avuto anche occasione di ascoltarla direttamente da Salvatore Magia quando è stato mio ospite in tante altre trasmissioni, insomma, della mia precedente vita e relazione televisiva, e quindi insomma sarà un piacere riascoltare con voi qui sugli schermi di Tele Sardegna questo appuntamento, e quindi lo ascolteremo tra poco con Paolo Mereu. Vi voglio dire un po' a proposito del nostro format, cioè di Armonias in viaggio. Oggi ha fatto tappa
a Quartu Sant'Elena. Come vedete in questo studietto dietro le quinte, insomma, ma le prossime puntate invece noi avremo, la prossima tappa sarà questo fine settimana a Ittiri, saremo in diretta, in questo caso sarò sul palco insieme a Maria Caterina Manca, quindi insomma una presentatrice che con me segue da tanti anni l'Ittiri Folk Fest, e vi racconteremo insomma in 2 serate di questo mondo del folklore internazionale. Quindi questo per quanto riguarda insomma la seconda e terza tappa di Armonias in Viaggio. Poi andremo ancora in giro a fine mese, il 31 luglio e il 1 di agosto saremo sempre in diretta a Sestu per l'International Folk Fest, poi andremo a Florinas, a Castelsardo, insomma ci faremo un bel giro in Sardegna per raccontarvi le nostre come dire, preziosità che vengono portate sul palcoscenico, e quindi insomma abbiamo voluto iniziare con stasera. Vi do anche qualche informazione sul volo, sul nostro viaggio. Dopo la prossima canzone a curva di Paolo Mereu sarà interessante l'altra parte di questo incontro di Chene Grazzas voluto da Antonio Panni, perché ci sarà insomma uno sketch teatrale e poi ancora avremo occasione di incontrare Viviana Spada con una canzone a curva, ma anche Sandra Ligas. Vedo che è qui con me Ignazio Cadeddu, quindi una battuta: mi fa piacere di ritrovarti perché insomma so del tuo impegno culturale e musicale, quindi tu collabori con diversi artisti, diversi progetti, ma hai anche delle cose tutte tue da raccontare, soprattutto per gli studi che hai fatto e le ricerche che hai fatto su Nanni Serra e su altri grandi artisti della chitarra. Raccontaci un po' delle tue... Allora, la mia ricerca è partita, diciamo, 5-6 anni fa, non molto prima, come appassionato di chitarra. Allora, conoscendo la figura di Nanni Serra in Sardegna e la sua importanza, mi sono, diciamo, appassionato a lui. Hai ereditato anche questa tecnica del pizzicato a Didu, cioè senza il plettro. Già iniziato a studiare prima, però ascoltando lui allora mi ha, diciamo, spinto ad impegnarmi molto di più e quindi a cercare di tirare qualcosa di buono. D'altronde poi è nata l'interesse per Nanni Serra. Ovunque io andassi, quando mi esibivo, diciamo, suonando i balli e chitarra, qualcuno mi diceva: ma mi ricorda Nanni Serra, sarà la tecnica oppure anche il tipo di ballo. Allora questa cosa mi ha spinto, mi ha messo la pulce nell'orecchio: ma Nanni Serra chi era veramente? Quindi sono andato a cercare e ho cominciato a trovare, diciamo, delle informazioni. Tra l'altro ne ho fatto il mio argomento di tesi di laurea in etnomusicologia, quindi diciamo il primo ad avere scritto qualcosa veramente su Nanni Serra sono stato io. Ti anticipo che sto andando ad ultimare proprio un libro che è un'estensione del lavoro di tesi, con ulteriori ricerche effettuate in questi anni successivi, dal 2019 in poi, nuove testimonianze, diciamo, piccoli aneddoti che mi permettono di ingigantire, diciamo, questo libro qua. Poi naturalmente continuo la mia ricerca nell'ambito della musica sarda, non mi fermo alla chitarra. La chitarra è il mio strumento che mi permette di esprimermi, come avrai visto anche in questo caso con il connubio con Federica. Connubio con Federica. Federica è un progetto fisso che hai oppure un'occasione particolare quella di stasera? Federica ora è diventato un progetto fisso perché, diciamo, io ho conosciuto Federica un anno fa circa. Non sapevo chi fosse, ho sentito per caso la sua voce, mi ha impressionato. E poi ci siamo rincontrati, mi è venuta l'idea, ho detto gliel'ho buttata giù così, vedi, chissà se accetta, magari non gliene importa. Quindi era una tua idea questa collaborazione? Sì, è rimasta molto interessante. Cioè, la mia idea, il progetto principale è voce e chitarra, ricordando anche Maria Carta. E quindi il nostro lavoro... Ecco, ti fermo perché adesso è arrivato il turno del canto a curva con Paolo Mereu e la chitarra di Ignazio Marcia, un tuo collega. Okay, grazie. Come li pensai te mulleri mia, ad ogni momento ma che tu sei cau. Poi tu si nutri di sta
gelosia, manco canto un pezzo mi teni fidao. Non voli manco che san compagnia, che ha subito un'ara che fu sbaglia. O se mi fueta femminanza ia, canto l'alfadommo che se ho arrobbao. Se ho arrobbao a ricemicito senza ti rispondi manco un fuetto. A chi fai torto manco mi permetto, chi vo tanti lingua divento nieto. O se alcuna volta si fa il tardito e in casa servizio mi stendo un castello, ma la piccio che tu dici esistentao. Mi se ustentao delle sarragioni, però su motivo subito di nao. Spago un momento, schiappo ritardao. Me succede a una combinazione, io in manco Deo non mi aspettavo. Sentessi venendo curve su stradoni, sai ma bicicletta, poco a stau. Sia su questo un'ara di dieta, non mi conta su una giusta verità. Cacchetta sa curva, sa motocicletta, di omini falsario, accusa un male. Cruz in quantità di minara fuetto, scate o a giornetto, non penso su giusto, la rendimi gusto, ma da nient'ao. Ma da nient'ao, povero te mei, domando commenti, mi devi difetti. Russo giusto e non mi voli screi, ne manco sa voci, mi voli d'intelli. Devo non t'offendi, danti del riguardo, e mi naracco testardo, canto un di combinas, pizza con vicina, ma di scantulao. Ma di scantulao con sa gente allena, sino francamente non mi aspettavo. Una volta andommo, se sentimi a cena, mi narà di facci su chi non pensammo. Becco chi brustraggi che diventa sa scena, con gente castello, nara chi bandammo, ma da un chi darammo non ci ne peccao. Non ci ne peccao, francamente neri, poi dammi controllo
la steda in manera. Appena aprittammo da camerieri, ma d'imposto un prori sconza cameriera. Mina da caffè mudro da frontieri, cade con pancia da frontiera. Del mala manera gusto mi dannao. De mala manera non mi aspettammo, sino francamente non ci fu su scopo. Piendiga in domo, mani non pappammo, minara caffemmo, dimagriu troppo. Femmo di assurda, manco già scurtammo, ma i savrontamenti insisti su gruppo, per chi fai a dopo, ma anche mu pensavo. Ma anche mu pensavo, mi di campi teu su, balla che lingua bene temperata. Cosa d'essere passata assa scellerata minara chi sei pensenti di te denca compagnia possa gelosia ma di sfiduciao. Ma di sfiduciao vostra gelosia, mentre chi sa stima via continuata. Come sa gatta una fotografia de un sindicampi se scatenata. Posta sul fianco di un'amica mia, senza un sa spiaggia, mi pianta tirata, ma sa rientrata, gemma da Ferrao, ma sa rientrata, gemma da Ferrao. Grazie Paolo Mereu. Beh, insomma, abbiamo stasera un po' l'omaggio sentito alla canzone A Curba con in questo caso Paolo Mereu e poi dopo l'incontro che avremo con l'associazione teatrale Sacro Cuore torneremo a sta canzone A Curba con Viviana Spada, Sant'Adesa ma vivi a San Giovanni Suergiu, Esatto, così. sì. Ecco, il tuo approccio invece tu non sei cantatora improvvisatrice, No, però assolutamente. interpreti il canto tradizionale, quello campidanese A Curba. Come è iniziata questa relazione col Ma canto? guarda, ho iniziato seguendo i Scantaroisi, seguendo Tonio alle gare e poi siamo andati a un laboratorio che lui teneva a Sesto e mi ha proposto di cantare una canzone a curva che conoscevo, che era di Anna Maria Pugioni, tra l'altro, che lei è tempiese, però cantava Sa Duriste su Burrichedo e quindi ho iniziato a cantare quella canzone e poi da lì è partito il tutto, diciamo. Stasera cosa ci farei ascoltare più tardi dopo il... Sì, canto una canzone di Pierpaolo Falqui intitolata Su Viaggio. questo viaggio che cosa racconta? Praticamente è un viaggio rocambolesco che lui con il suo chitarrista ha affrontato per andare a Villa Simiso a cantare, visto che l'accompagnava, si è offerto questo amico di accompagnarlo. Mamma mia, chissà che cosa è successo, lo scopriremo con te più tardi, esatto. sempre con Ignazio Macia. Grazie Viviana, ci sentiamo Grazie a poi voi, a più dopo. tardi. Grazie mille. Grazie. Adesso invece parliamo un attimo della compagnia teatrale Sacro Cuore di Quartus Sant'Elena, così mi fa subito piacere ricordare un caro amico che era un'anima
vera e propria, sia come attore che come autore di questa compagnia, Gigi Ibba, che è stato veramente un grande riferimento per l'animazione culturale quartese. Lui sempre impegnato in tante iniziative, nei comitati, nelle confraternite, insomma la sua vita l'ha spesa generosamente, insomma, per la sua città e per le sue passioni condivise con la città. Ha speso molto anche nel teatro, e qui la sua compagnia, la compagnia del Teatro Sacro Cuore, ci propone ovviamente una sintesi, un passaggio, uno sketch, una scenetta di una delle commedie che fanno parte, insomma, delle produzioni di Gigi Ibba, che tra l'altro era la commedia Mellu Solu che Malia Cumpangiau, e quindi da qui, insomma, cercheremo di ritrovare, insomma, la verve, la simpatia, l'ironia, il divertimento anche nel teatro in lingua sarda, in questo caso teatro campidanese. Il teatro dell'Oratorio Sacro Cuore ha ospitato non soltanto le commedie dell'associazione, ma anche molte rassegne teatrali, insomma hanno calcato quel palcoscenico anche altre compagnie di diversi luoghi dell'isola. Quindi questo è interessante perché, insomma, evidentemente hanno dato un contributo all'animazione di questo tipo di attività anche qui in città a Quartu. E noi, insomma, stasera con Chene Grazzas attingiamo non soltanto al serbatoio della musica, quella tradizionale, abbiamo visto col canto a curva, con questa canzone a curva, ma anche con le rielaborazioni, quelle del duo Malasorti e quelle che vedremo anche con Sandra Ligas più avanti. Ma intanto credo che sia tutto praticamente pronto, quindi non appena, insomma, sento alle mie spalle, eccoli qua, sentiamoli. Balla non c'è. Ma questo non c'è, Bruce un domo Ma tu c'è che tu una scantu disi che non dà più Bruce a lui, su no. Ma già quando si da essere andato questo mo, Stia due, sei sempre motrocinato in domo sua, tutta un'altra storia. Ma una deo puro. Ma ora ma come ti mai? Non te ne aggana manco de si muovi. Beh, ciccato, t'ha da adesso di fatto. E chi? Luiso. È permesso? Buongiorno. Buongiorno. Ma è Luiso, ne furriamo ancora, no? No, sì, Luiso non c'è, non so pure se avrà spantato che non ti sagattà. Se hanno questa verità non ti ho più venuta, né io e manco di passata, sai. De Pirazziai abita arranca a cantare una messa in moto. E poi dopo Pirazziai vinse sa un'altra commissione. Un'altra commissione? Ascoltai, vemmi su Brageri. Sì. Non hai sentito bosatro su questa bottiglietta de sa mistura su che va su Deo a Luiso. Vorrei comprendi. De quando dopo donare sa mistura su. De sa motrogino che tieni era mischino. E se sti torrà a lottare tutto. E finza se incragaristau. Se intendi, dottor? Ma di adesso si vede, camiolinai che grazie a questo San Mesturus che Luiso si torna a lottare tutto bene bene. Certo. Insomma, ci dusci, si casa Mesturus che va su devo miracoloso. Allora, in vita ci sono con nota, No, magari questo ci credo, no. In vita ci dusci in troppo, insomma, esti... che se un bruscia, tu vorresti nel suo primo pure per te veritadi, Poi, caritari, che io non male non fare, dimmi non depperi, da me, e ne fare male invece sì. Basta domandare di essere resto Giovanni Manulonga. A Giovanni Manulonga? E ti adesso sei? E te non desisci più, no? No. Giovanni Manulonga. Del passato su vizio di entrare da Musallena Zafurai. Ballano poi da base che dai questa domingo, vero? Castiai, dopo fatto questa droga. In moi teneri in mano cancaratas. Pensai che hanno esti preso in grado di piegare una culliera e una tassa, sta mullere tu devi aiutare in tutto e poi poi non hai tutto sta resto che non puoi rifare. Corpe e balla, dottori. Balla. Sì. Invece si scureddu, insomma, Luiso di menescire di una mistura. Assolutamente. Poi te vorrei comprendi. Dopo 3 anni su viudo, Caterina non c'è pruso, io sono stato trocinato. Di tenere bisogno di donare una mano a giudo. E dunque, comprendi? Si è guardata, si deve sospettare. Ma ne eri poco, ma questa
quest'altra commissione che teniate fai a Bidarranca, itta si può uscire, itta Dunque, ci si ricordaisi che Luiso, insomma, a Picciocco fastiggiare convenanza in Bidarranca. Ci è vero, dottore, a prima ma si cogliai, ricordo, prima si cogliai con Caterina. E mo, dunque, grazie a misturo su chi da può portare te. Fiu Luiso, fiu da Issa, vuol dire essere che mi spiccionetto su si torna in tagattare. E lui sono di tornare in compagnia. In compagnia? Sì, signore. Ma ti ha detto? E lui no. Comprendo questa cosa. Perciò, devo e moi mi di depandare. Fei questo piacere, donna Isida Bosato su sta bottiglia di via da lui. Che devo depandare a accabbare una droga. Ma una tarota con Giovanni Manulonga? No, sì. Questa è tipo un bello picciocco, coiau. E sabulleri mannau, che cantuari di, insomma, di bracire a curre sa trasfemmina. E mo bie su tanti doppio su cancaraia i gusto. Va picciocco. Addio, zia Bellica. Triste miserina chi ne entra in mano dei gusta. Carità. Però, ascolta, io sto pensando a questa storia che si ha contato di Luiso con questa Venanzia, ma hai gusto, Buongiorno. Il noi Cesa. Buongiorno. Grazie. Ci via Zia Bellica, ma se ne è andata a Modevago. E tanto ci ha portato bella nuova, sai. E nuova si ha portato, Zia Bellica. E mo si tu conto. Poi prima cosa è su scipio, poi taesti che Luiso sentesse tutto e ci alluttava in cracaristavo tutta un'otta dei commenti via. Là, è grazie a Gusto San Mesturus che ti ha preparato Zia Bellica. E comprendo, se è fatto che tanti va. Debada sanno piato tutte le occasioni femmine San Prazzo e Iglesia. Ma sai poi questa cosa? No, comprendo come è cosa. E poi c'è un'altra cosa. Sempre grazie a se effetto di Gusto San Mesturus. Luiso sti torrao, insomma, già mi comprendi, ovvero? Già comprendo. E su che pare di torrendo a fastigiare in areuso con questa venanzia de Bidarranca. Sa recordarsi che via Picciocco, prima si cogliai in Caterina, che via fastigiando con gusto. E a su che annalzi a Bellica, pare che teni finza sa idea di si cogliai con questa venanzia. Eia. Ah, si cogliai. Io sono che Luiso era già scritto una punta e biglietto, così la sai, savati de Sadomo, vero Marietta, su terreno in San Perazio e finza sa su quelli che teni da affittare in soprano. Questa è sa vaga, non su vostra sa denti di noi. Vendi tu cosa va, pesce, quelli sul loco, vendi su conillo su chip, su minestrone, su brodo. Questa è sa vaga. E poi sa tu sa quelli tu sa varramenta, si indiale si parli, si dà una cosa, chi gusta venanzia di brita da questa donna, non sa varrà tutto con un bramenaso. Sì, tata, non è e sta feo su dottori, tocca che si intantato su dei noi e deve sicuro. Speranza, cittadino. Tenes a regione, Sindandaus è un'altra cosa di now. I nosus in questo domo non ci do rasaponni propeia, comprendo. Che si arrangi di Luiso che Nara, mica, una cosa di now. No, la trivi plus a tu de minai de torrai a questo domo. Dopo su chi ha dentro de Zabillica, devo andare a non comprendita. Ma sta c'entra, non si regola questa domo, e babumi, e mamma mia pure, e ai noi, c'è papà di bene, cantò, non ti comprendi. Assolutamente, vai, avete vago. E poi si cominciate a comprendere che è anche una cosa in prusu dei due. Ma in Sara sa, Michele, Lunai, lui, anzi sì, vosotros in Sara dovresti fare apposta, poi interesso averne in noi, Ma canto mai, noi ci rubamo offendi, voi pietati e poi caritati, in sconfronto dei frati miei, ma da comprare per Maria, nara seduta. Poi carità e poi caritati e poi pietà. Nara, Michele, una cosa ti faccio uscire,
che questa donna, bolla sono bolla, e savati mia pure cesti, volta che avviate babbo mio e da mamma mia pure, comprendi? Dottore, ci non ti savolli può accettare proprio un modo. E poi te s'arresto, te gusto non voglio proprio un da. Ehi, a Jimmy comprendi bene, no, lo manco una buca, né? Ma tu bene. Ascoltai e ricordaisi bene questo sfueddo, se poi quando Luiso non ci adessi bruso, poi altro su non ci adessi bruso, non te vai, a comprendi? Comprendi? A speri che non si sa. E sa, tu mica tenga ragione te, che tu vesti fendi po' interesse. E anche mi fidiamo di tu. E non ti sta ancora comprendo che avrà di tu Micheli e spina su teluto. Avete la ribidi se ti dicono in tipo che su scanu te su te colo. Dimoni a roghe tonto. E già che mi fidiamo. Vai fidati te strati su lui. Castiai, una cosa sia. Perché mi intendo te sananti. E che noi, oi Castia, intanto te uno ti boccio tu su te frati. Sai che stiamo a me? Fa una cosa tu. Vai del noi e pinnicati tutta specie badi tu chi tenisi. Vai di scarrona te fresca. La brutta bucaccia. Che si dice prima lui. Cammina. E pinnicanti questa remasi tu te marito chi tenisi. Vai. Ma non da vivo che mi sombra su e tutto, no? Che tu barra, ma da vivo, no? Da sentire. Scusa, è provocando me, Speranza Castia. A quanta mia, a quanta vita che noi. Su tenni nuda che fai con questo sprioso? Tu scisi, t'avveo su oh. Ehi t'avveo. Oh, provato, mi studio de ti abilli. E bisi, i terrazze vesta manna e usa fai. E i terrazze notti e usa passai. Tocca cammina, cai su savarra, con uno corre in mano, su nei. Dai, mi sa ragione. Andate a provare i studio di Pillicca, eia. Baci. Andà. Sindi mutandau. E t'annanti viga? Sa butti lì e da desamistur de zabillicca. Moi sa vai su bremmini. Fa sa farfallina no testa, ma ti vesta. E no, su t'avveo. T'avveo no. Maria, non so tenere pazienza e si vede una rosario di 15 posta. Dai, di che a me non mi piace da spidiona. Cammina che si andà. Cammina. Se io la ricordai a Luisu, che anda accabata, narada, meglio solo che me l'accompagnavo. Mello solo che male accompagnavo era il titolo della commedia che è stata portata in scena insomma, dalla compagnia amatoriale del Sacro Cuore, un lavoro di Gigi Ibba che abbiamo avuto occasione insomma, di ringraziare, di salutare, di ricordare insomma, per tutto il suo impegno. Questa era una pagina interessante perché insomma, dà anche altre opportunità, soprattutto anche alle realtà quartesi di salire su un palcoscenico importante come questo di Piazza Mercato che vede insomma, il progetto di Antonio Pani che è Negrazas, che abbiamo abbondantemente raccontato sulla come dire, l'anima che ha determinato la nascita di questo incontro. Quindi ecco, mi chiamano sul palco per cui raggiungo da quella parte. Insomma. Era ancora più prestigiosa questa manifestazione. Ci conosciamo da una vita, siamo praticamente amici da sempre, anzi alcuni ci prendono anche per fratelli perché abbiamo lo stesso colore dei capelli, gli stessi occhiali. Ottavio Nieddu! Buonasera a tutti, buonasera. Caro Antonio, grazie. Io sono molto felice di entrare un po' a gamba tesa in questo progetto che è Negrazas, perché devo dirvi mi è piaciuta molto l'idea che accompagna insomma, i lavori e i progetti di Antonio Pani. E allora siccome io avevo in progetto un inizio di una trasmissione televisiva su Telesardegna, sul canale 13, ho detto allora facciamo così, aspetto al 13 di luglio e veniamo insomma, a raccontare questo mondo che è particolarmente
particolarmente interessante per come lo vede Antonio, perché fa riferimento a quelle radici profonde che noi abbiamo ben piantate nella nostra isola, ma che non ma non siamo dei nostalgici e ci accontentiamo soltanto del passato. Grazie a Dio vogliamo vedere questa nostra tradizione con uno sguardo contemporaneo, con gli occhi di oggi, col linguaggio di oggi, con i gusti anche musicali di oggi, con i tempi che accompagnano la musica oggi. Allora ecco che Kene Grazzas si libera in qualche modo di qualche elemento per entrare nella contemporaneità, nella quotidianità e guardare al futuro, guardare ad un orizzonte ancora più lontano, ma tenendo sempre fede a quei codici musicali che tu conosci bene e che il nostro popolo dei sardi ama moltissimo e ama molto in questa versione che tu hai presentato. Grazie Ottavio, sì, hai fatto un'analisi veramente importante, interessante. È un po' ciò che è successo con la bandiera simbolo della nostra isola, che è quella dei quattro mori. A un certo punto qualcuno ha avuto l'idea di cambiare il posizionamento di questi quattro monarchi che sono stati decapitati e quindi hanno deciso di girarli, rivoltarli, puntando il loro sguardo in avanti per guardare veramente verso il futuro. È un po' ciò che vogliamo fare noi con questa iniziativa, perché non possiamo assolutamente chiuderci a riccio pensando che con la forza si possano portare i giovani ad ascoltare ciò che ha rappresentato un passato molto glorioso, molto importante, ma allo stesso tempo dobbiamo pensare che i giovani parlano anche un linguaggio diverso e dobbiamo avere anche l'umiltà di ascoltarli e non entrare in totale sintonia con loro. E quindi io sono molto felice di aver iniziato oggi questa mia nuova avventura che mi porterà in giro per l'isola a raccontare questi grandi patrimoni che noi abbiamo dai vari palcoscenici della nostra regione, e sono molto felice di aver dato l'opportunità insomma di aprire un'ulteriore finestra, perché una piazza come questa di Quartu Sant'Elena, così gremita di pubblico, è una piazza importantissima. La televisione amplifica ulteriormente, la televisione lascia un documento sonoro importante che rimane anche come testimonial di questo avvenimento e di quelli che verranno. Quindi grazie per avermi permesso insomma di rubare un po' delle sonorità di questo palcoscenico e complimenti per il lavoro che stai facendo, non solo per la causa che ti riguarda, cioè della poesia di improvvisazione, del mondo della musica, ma anche per la tua città, perché essere animatore culturale e fare iniziative come queste veramente ti fa onore. Noi ti guardiamo con grande ammirazione. Grazie. Grazie Ottavio, io sono fortunato. C'è un proverbio che dice: nessuno è profeta in patria. Io credo di essere veramente invece grato alla mia città perché mi dimostra l'affetto costante dopo 45 anni, e potrebbe dire tranquillamente Antonio Ivani Deus già è a Rosciu, e invece questo no, abbracciatelo. Grazie. Con l'applauso più bello. Ciao, buon proseguimento. Io Grazie, continuo Ottavio. la mia diretta. Allora, mentre i tecnici preparano un microfono per la voce e una sedia per il chitarrista, chiamiamo sul palco un artista che arriva direttamente dal Sulcis. Lei ha iniziato devo dire, insomma, sono molto felice di aver anche salutato il pubblico di Quartu Sant'Elena, una piazza insomma che io ho vissuto per diversi anni con tante manifestazioni, quindi sono molto contento anche di tornare qui a Quartu, soprattutto per l'esordio di Armonias in piazza, e sono contento, come vi ho detto in apertura, di proseguire questa iniziativa, questo viaggio con voi di Tele Sardegna, voi telespettatori di Tele Sardegna, perché l'emittente insomma come io ho segnalato più volte, che ha il cuore a Nuoro ma lo sguardo in tutta la Sardegna, e in questo caso come quello di stasera anche oltre, nel senso che oltre la tradizione anche alcune occasioni di rielaborazione. Stasera adesso nel gioco di rimandi che ho sottolineato più volte, ancora una volta il legame con la tradizione. Viviana l'abbiamo ascoltata in una breve intervista che ci ha anticipato il canto che avrebbe proposto con questo viaggio, e quindi ascoltiamo la chitarra di Ignazio Marcia e la voce di Viviana Spada.
sta partenza me lo sa arrivata, sincera pudi mio bo mi spisti dai. Nadivo cantai a Villa Simius, mi naran amigo d'incilon pudeu. Parteus intresi ben allichirius, canci via fine su de reseu. De appena ghiseus eziun s'avventura, che non fu sicura sa guida pensammo, ma non m'aspettammo una simbilicità, domandu voita deppe m'accettai. Deppe m'accettai maledizioni, de subito e tu da puncanugada. De commenti viga, s'arruga e stazioni, subito un guardamo una virus bandata. Fisso accelerata si dà de veisi, puntendi ai geisi de acqua gada, de un bada bada che un fantoccio, lampida si incrocio senza rallentai. Senza rallentai, no mamma mia, poviga iscurva de campana si sa. S'amico chi fura, se ti appala mia, mi sussurra crasi, si fa in tissa missa. Che una priorissa in soressa diga, muriga muriga in gusto stradoni, sarche su burdoni, vie ma costendi, de brusu di mendi, vorin ti pensai. Porin ti pensai, viaggio tranquillo e i surrendi commente chi mai. A me non muovera ni manco un gillo, non m'arregolara manco te cantai. Sì che m'accastiai fisso sa lancetta, di marca perfetta, sempre 130, sabru curva strinta, da vigara a 100, di manco su ben, tu vore sorigai. Ore sorigai, grogu che esagera, paremo una statua di mancusinau. De andai a pago, non ci fu manera, po cantuga pura, ben in carrera. Mise un salvau, de cancun infarto, stressi a racquarto, faccia capitana, si intrarà brusana in sul rotatorio, pensa a magitorio, vosi shampooinai.
shampoo in aua prodotto su viaggio s'amico de vala rumor tu de bio in guduse di rivare era uno stagio si leggera in facci casi fu pentio intendo e più una zappurata canci sbertugliara uno specchietto e un cassonetto di furore strada nendi castrobara se de più scusai scusa usesti e devo assustrau cari con un santo tenemo in favori dei commenti brinta proprio in sabitau aggiù mai stumba con un udratori chi mese su mori prima usi vera mai su borera vassai a marolla bordi già s'avvolla in terra montoni cassa processioni fu de piavassai Lompeo sendicalo e mi sezzo in terra e subito l'ompio de su gomitao parischi torrendi sia sta dessa guerra de commenti mi vinti manti domandao femusci mingiau dessa gana mala arziendi in sa scala su valgo di memo su un preso de memo verde di coraggio pensando a su viaggio vode pivurriai pensando a su viaggio vode pivurriai grazie. Bene, Viviana Spada ci ha proposto la sua canzone a curva, anzi la canzone a curva che lei ha interpretato perché insomma abbiamo detto che è scritta da Pierpaolo Falqui. E adesso un altro momento, devo dire un'altra pagina interessante per quanto riguarda il progetto di Chene Grazias di Antonio Pani, questa serata che stiamo vivendo insieme, perché ancora una volta stiamo nell'ambito della tradizione ma con una visione di rielaborazione, di rilettura dal punto di vista musicale ma anche dell'interpretazione vocale. Sandra Ligas, che è una artista che muove i suoi primi passi all'interno proprio del mondo del folklore a Elmas, entra a far parte del coro polifonico, lì probabilmente comincia a prendere coscienza di queste sue doti e capacità vocali che poi pian piano ha coltivato, educato, cresciuto fino a farla diventare una artista solista, ha inciso diversi lavori, fra cui Undas, che ci sarà come dire, il canto che sarà presente stasera nei tre che ha scelto di interpretare. Sandra Ligas ha lasciato la Sardegna per la Germania, ma il suo legame con l'isola evidentemente è sempre molto attivo perché non c'è occasione dove lei non sia presente, quindi insomma il volo è, devo dire, costante fra l'isola e la Germania. Tra l'altro lei in Germania fa un'attività musicale interessante col marito che è un musicista di musica popolare tedesco, quindi insomma abbraccia dei territori particolarmente ampi. Come al solito Sandra ha diverse formazioni, diversi come dire, progetti musicali. Uno di questi ce l'abbiamo proprio con quello che vediamo stasera, due suoi fedeli compagni di viaggio. Intanto Massimo Perra, amico e collaboratore, musicista, condivide con Sandra molti
molte attività artistiche da molto tempo, lui con la sua fisarmonica, ma anche con tutta una serie di set percussivi. E poi Daniele Cuccu, chitarrista, mandolista, quindi anche lui si occupa attraverso le sue corde di dare un contributo musicale importante alla rilettura dei brani di Sandra Ligas, che tra l'altro credo che, visto che mi hanno dato una scaletta, ci proporrà un canto mariano, Ave de su mare stella, quindi per entrare anche nell'ambito di quelli che sono i canti di fede, di devozione del nostro repertorio. E poi Undas, che appunto, come abbiamo detto, dà il titolo anche a un suo lavoro discografico, forse è il più importante, insomma, della sua attività, della sua carriera. Ho incontrato molte volte Sandra, si è raccontata, insomma, della sua attività. E poi Mutos a Bogheriu, che sono preceduti da Duru Duru, Tai Tai, Serra Serra, quei giochi, insomma, dell'infanzia, del trasferimento degli affetti, della conoscenza. E quindi questo sarà un po' il piano musicale che ha scelto Sandra Ligas con Daniele Cuccu e con Massimo Perra. Ave su mare stella, in che luce si bella se si sinche il suo strangelo il suo santo si Spirito Santo, Sangelo, nol dia consolo, consolo e Ave Maria, se tu bella, Ave Maria stella, Amen Gesù. Grazie. Yande miro mai, andire nora andire, yande miro mai. Cantamos canto bolla sai saberra, su maribi gamusu. De miro mai, andire nora andire, usaccica, de bivi in pace con chi ni noi, e attesa arriverà. Castiendi sogo su, de miro nai andire nora miro nai, esappo vai su vento gindi lompide, tempus antico su. E imparios a cantare, e ande miro nora, e ande miro nai, a voci manna con su sole in cielo, chi
Grazie, grazie. Adesso un mix di canti di bambini con le diverse varianti del sardo, logudorese, campidanese e gallurese. Custu bizzinedu, no porta mantedu, no porta mantedu, e ne manco curitu, in tempo de fritu, non aratitia, prommi vita e coro e reposania, prommi vita e coro e reposania. Serra, serra, palasa terra, palasa muro, su doppi murru, murru su doppi, dottu sa noti, dottu sa di. Serra, serra, palasa terra, palasa muro, su doppi murru, murru su doppi, dottu sa noti, dottu sa di. Fai sul letto e croccadi, fai sul letto e croccadi. Di tia, sufrius de gudazia, sufrius de guda strangia, chi pendi castagna, chi pendi sanugetta, sona sa campanetta, sonata fotti, si intenda di monti, in monti cravetti, e non dirò chi pentu, ni pente, ni straccia, ti tia, sufrius de gudazia, ti tia, ti tia, ti tia, ti tia, ti tia. Grazie. Abada, la cruci volta l'udina, l'udina volta la cruci, l'ucriu volta la nuci volta l'ucriu, lo piccioni più, lo piccioni, me facci l'agnoni facci me, e lo pulceddu, fa lo pulceddu, bau, lucadeddu, bau, e la iatta facci miau, facci la iatta, e mu, facci la H, facci mu, e lo iaddu, cucuru, facci lo iaddu, zoppu, e lo meu cavallo, zoppu, e lo meu cavallo, zoppu, e non può andare, abadai, 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 abadai. Grazie.
fatende unido, entre cambal de venu, entre cambal de venu, dai candona puidu, sugoro mas pienu, de estimazione, il del bello canzone, che fatende unido, entre cambal de venu, entre cambal de venu, entre cambal de venu. Una vez que giulmentu, una vez que giulmentu, non vi atterentizza, manda dobro avviso, manda dobro avviso. Come chi va pudento, questo coro calizza, sono in suo paradiso. Una vez che giulmentu, non vi atterentizza, manda dobro avviso, manda dobro avviso, manda dobro avviso. Grazie mille. E dunque Sandra Ligas ci ha offerto una parte, insomma, dei suoi tanti canti e adesso avremo anche occasione di incontrarla qui dietro le quinte del palco di Piazza Mercato di Quarto Sant'Elena per Che ne Grazzas, che si concluderà con una versata a tema che avremo occasione, insomma, di ascoltare. Una versata è, diciamo, una delle famiglie di improvvisazione legata a versus, a mutettus, ma in questo caso non accompagnato da basso e contra ma da assa chitarrina e quindi sempre da Ignazio Marcia. Interessante perché insomma questa occasione musicale sarà proposta con dei temi. Vedo che stanno facendo forse un bis, non so se hanno chiesto qualcosa di speciale, ma l'ascoltiamo, insomma. Che a frisco fuori de verano tu isprasis profumo bello o guardo se sono gioiello in su scrigno de Campidano, in su scrigno de Campidano. Famosa se so cittadina, possa bellezza singolari, ad un spasso su de sumari, a un disacqua e cristallina, con castello terra vicina, ti separa da Suidano, o guardo se sono gioiello, in su scrigno de Campidano, in su scrigno de Campidano. In saghina per da mulla, figurata sa Roma la scritta, isparesia non ci uboita, forse sfura nasciato brulla, oi cindati una fasulla, può a ricordo del suo gesto insano, o guardo se sono gioiello, in su scrigno de Campidano, in su scrigno de Campidano. Fruta e acina in is collinas e is dulcis bellu fantaus, piriquitus e candelaus, pistoquedos e pavacinas, amaretto guefus e finas, is cocoi pintaus a mano, o guardos e sono gioiello,
in su scrigno de Campidano, in su scrigno de Campidano, che affrisco fuori de verano, tu ispracis profumo bello, o guardo se sono gioiello, capitali de su Campidano, capitali de su Campidano. Sandra Liga. Beh, il pubblico di Quarto è molto felice che Antonio Pani non abbia resistito, visto che c'erano sul palco due suoi amici e compagni ugualmente di avventure musicali come Daniele Cuccu e Massimo Perra, che fanno parte del progetto Trad Innovazione di Antonio Pani, e quindi, vista la loro presenza, ha voluto fare un omaggio alla città. Il pubblico ha gradito molto questo Scrigno de Campidano dedicato alle bellezze di Quartu Sant'Elena. Vi ho parlato insomma di questa versata che avremo modo di ascoltare, una versata a tema. Il tema sarà dato adesso da Antonio Pani ai vari cantatori e poeti improvvisatori, che loro ovviamente non sanno ancora del tema e del personaggio che li aspetta, ma Antonio Pani ha scelto per Fabiano Patteri, che sarà su Sacrestanu, Paolo Mereu di Selargius sarà su Bredi, mentre invece Luca Panna sa Bigotta e Salvatore Ennas sarà sa Bicina Drodiona. Questo è un po' il tema che ciascuno dovrà difendere e portare insomma in scena in questa improvvisazione che insomma riproporrà questa struttura complessa della capacità di improvvisare con l'accompagnamento musicale, in questi casi della chitarra, come abbiamo detto, perché poi invece versus, mutetto, mutettata vengono accompagnati anche nella formula con bascio e contre, ha tutto un suo sviluppo estremamente complesso nel suo sviluppo, con sa sterrina, sa cobertanza e tutto quello che è l'allegoria, la metafora, insomma il discorso che appartiene alle bellezze, alle straordinarie come dire, doti dei vari cantatori, dei vari improvvisatori, per rispettare insomma quelle che sono le tecniche di utilizzo del verso improvvisato. Sandra Liga è arrivata, io stavo aspettando lei, vieni cara, quindi facciamo un po' nel nostro piccolo, ci facciamo una specie di Sanremo, no? Con dietro le quinte che raccontiamo. No, io ho sottolineato una cosa piacevole, il fatto che tu abbia sì la tua vita residenziale in Germania, ma questo legame con l'isola è sempre estremamente forte, intenso, non si è mai interrotto, i tuoi viaggi sono continui verso l'isola, ma anche in Germania hai modo di cantare la Sardegna, insomma sempre la musica ti accompagna per tutta la vita. Assolutamente sì, la musica per me è la mia vita, naturalmente. In Germania non ho smesso di cantare in sardo, anzi sto portando le nostre tradizioni e la nostra musica anche nella terra teutonica, dove viene assolutamente molto apprezzata. Ho partecipato anche a diversi progetti di canto popolare insieme a gruppi di canto popolare tedesco e collaboro con una grande associazione dove ci si incontra tra musicisti veramente di tutto il mondo. So di questi progetti molto belli che tu hai. Assolutamente. E ti chiedo di restare qui con me perché sta per iniziare sa versata e quindi rimaniamo, così mi racconterai delle altre cose dopo questa proposta musicale. Certamente. Esa
s'anima de suentao. Essa laurea est in teologia, salva is anima de suentao, musta est sa missione mia. Un saluto dogna presenti, lei gusta guarda esa zona, lei gusta guarda esa zona. Un saluto dogna presenti, minanta casa una droghiona, quando questi sempre benedenti. Lei gusta guarda esa zona, quando questi sempre benedenti, minanta casa una droghiona. Torra da sa versata a sustini de su campidano, la ire lara. Torra da sa versata se un segrestano de essa nostra parrocchia stimata. A sustini de su campidano de essa nostra parrocchia stimata, Deus su segrestano. Che bigotta in questa riunioni, sul ruolo a Parricino, che bigotta in questa riunioni. Che bigotta in questa riunioni, su primo banco e su mio, e se sa prima fai sa comunioni. Sul ruolo a Parricino, e se sa prima fai sa comunioni, su primo banco e su mio. Vincerà gius con una catena, su sposo giura d'amore eterno, vincerà gius con una catena. Vincerà gius con una catena, se uno predice un moderno e tengo sempre sa gresia plena. Su sposo giura
decidi con carta, anzi ti decidi con carta. Costardino e sti cosita, tutto snatta su mionizzarda, ma non mi comprendo su poita. Anzi ti decidi con carta, ma non mi comprendo su bonita, tutto spinanta su mionizzarda. Su segrestano e sul ruolo mio e circute ci vuole ironia e circute ci vuole ironia. Su segrestano sul ruolo e su mio grese ordinata e bene pulia, su merito e tutto su mio. Circude tu fai con ironia, su merito e tutto su mio, cresi ordinata e bene pulia.
sa bigotta io usa su Sagrestano. Su cantatori de pidessi guardavo, cazza bigotta io usa su Sagrestano, uno fullano a me mannavo. Saltari mingenu gananti propria peis de su Messia, propria peis de su Messia. De saltari mingenu gananti si da pua un segrestia, candi buffa da brutte sudanti. Gandhi buffa da imprude sudanti, si da pugu a un segrestia. Via da grazia deletta, scrittrici de managalidadi, via da grazia deletta. Scrittrici de managalidadi, e sempre castiende gussa ventanetta, e nara faula spoci di veritadi. Sa scrittrici grazia deletta, e nara faula spoci di veritadi, e sempre castiende gussa ventanetta. Conquista y altame su mundo, y conquista y altame su mundo. I sporti legioni romana sa, di fazzura mi se spere punto, e di biscaresci puni se campana sa. Su mundo e indiscaresci furis e campana sa, di fazzuna mi se spere punto. Un zabigotta se uso in tre genni, e sa regioni certo è sa mia, e la irella, e lara. Un zabigotta se usa un trecenni, si va su accanto a destra sacrestia, intendo sempre immobilizzi ricchetti. Intendo sempre immobilizzi ricchetti, quando va su accantesa crestia.
raziona del rancio su. Possa gente chi estivami morendi, possa gente de famini morendi. Ogni tanti razionante il rancio su teni da ciu sopra di frastimenti, sa ma non buccia che fa su gancio su. Possa gente chi te famine morendi, sa ma non bucciacca e fa su gancio, teni da ciu sopra di frastimenti. Si crei di casci di meda, frama fra tutto se supre di casci di deruso. Adesso becca una natura e freda, ma fra tutto se supre di casci di deruso. Issa si crei di casci di mela. Gioco in sarti di cassa tua, dipingenti bella stella sa, dipingenti bella stella sa. Gioco in sarti di cassa tua, minda puralpina se scandela sa, netti notte, ma non tenia luci come sua. Stella sa, anche non tenia luce in domo sua, mi da pura una se scandela sa. Ultimo giro. Pommi d'andai, muoveva tua pelle, da tu cano canta un blues, da tu cano canta un blues. Pommi d'andai, muoveva tua pelle, ma chi mi vuole Sicilia de bruso, sabe tu domo va uno caffè. Da tu cano canta un blues, s'aspetto a dopo va uno caffè, quindi vuole Sicilia de bruso. Grazie, buonanotte. Su saluto no dura scuro, in moi capinetti
Zeus, i moi capinen di Zeus. Su saluto non trascuro, a pluga traballo, vossa amore Deus, del supredi sfiducia uno. Supredi sfiducia uno, in pluga traballo vossa amore Deus. Distinzioni te razas, non di pazzo e comprendemi. Distinzioni te razas. Distinzioni te razas, acresia sigu andai dognati, povo di aggiurai a chi ne che le grazias. Non di pazzo comprendei, povo di aggiurai a chi ne che le grazias. Acresia sigu andai dognati. Grazie. Isidoro Santo Consugiù, Giovanni Vargas de Pietra Ballai. Isidoro Santo Consugiù. Isidoro Santo Consugiù, spero che Deus m'ada perdonai, pois se non testa un ministro su. Giovanni Vargas de Pietra Ballai, pois se non testa un ministro su, spero che Deus m'ada perdonai. Paolo Mereu. Amici cari di Telesardegna, amici di Harmonias in viaggio, questo era il nostro primo viaggio in diretta per le strade, le piazze, i luoghi dell'isola dove si svolgono iniziative e manifestazioni. Abbiamo colto l'occasione di Chene Grazzas, questo progetto di Antonio Pani che ha voluto, come dire, proporre sullo stesso palcoscenico la tradizione e in qualche modo la rielaborazione, l'innovazione dello spirito anche di Harmonias, che vuole guardare con uno sguardo ampio a tutto il patrimonio etnomusicale della nostra isola. Questa era la prima tappa, la prima puntata in diretta, ci aspetta Itiri la prossima settimana, sabato e domenica, per l'Itiri Folk Fest, 40 anni di Festival Internazionale del Folklore, molte nazioni, molti gruppi dell'isola, tanti suoni per 2 giornate, insomma sarà un'occasione davvero piacevole da vivere insieme. Stavolta sarò con Maria Caterina Manca sul palco del parco allestito con un'imponente struttura, palcoscenico, torri, LED wall, tribune, insomma sarà un luogo molto molto piacevole per trascorrere la seconda
è la terza puntata di Armonias in Viaggio. Io voglio ringraziare molto Antonio Pani per questa opportunità di Che ne Grazzas. Noi abbiamo appena ascoltato Fabiano Patteri, Paolo Mereu, Luca Panna, Salvatore Ennas e i poeti improvvisatori, accompagnati da Ignazio Marci alla chitarra e naturalmente Ignazio Marcia alla chitarra, e quindi insomma questo era il quadro conclusivo. Per quanto mi riguarda voglio ringraziare molto tutta la squadra esterna guidata da Roberto De Martis, che insomma ha curato sia la bassa e l'alta frequenza, tutta la squadra con Produzioni Sardegna, con EIA TV, Terra de Punt, insomma tutti quelli che hanno voluto collaborare e hanno dovuto insomma far parte di questo lungo cammino che ci vedrà impegnati per tutta l'estate, per cui grazie ancora. E noi insomma sul canale 13 di Telesardegna avremo occasione di portarvi ancora una volta tante iniziative. Dopo Ittiri avremo un'altra tappa in Campidano, saremo a Sestu nel scenario di Casa Offelia, e anche lì vi racconterò un po' di suoni dell'isola e del mondo con il Festival Internazionale del Folklore. 2 giornate in diretta, il 31 luglio e il 1° di agosto, ma il 29 registreremo suoni e canti della Sardegna e del mondo, ma avremo occasione insomma di rimontarli e di riproporveli poi nelle giornate canoniche del sabato, perché come abbiamo avuto occasione di spiegare, quando non saremo in diretta, la nostra trasmissione di Armonias in Viaggio andrà in onda il sabato, e quindi insomma avremo modo di vederci sempre sul 13 di Telesardegna con Armonias in Viaggio. Da Ottavio Niedu e da tutta la squadra, grazie a tutti voi e buonanotte.